Allora, tutto pronto per gli ibernauti? Primo, per chi ve lo fa fare? Per l'amicizia, una sfida. Per l'amicizia, ma tu poi anche l'anno scorso è venuto e no. E ora sto anno, il prossimo anno con un'idea nuova, se riesco faremo a cavallo. Abbandonalo, ascoltami, abbandonalo. Però un po' di freddo ce l'hai, dai. Ma stare ad aspettare qui non è l'ideale. No, è vero. Facciamo riscaldamento. Quale sarà il momento? A mezzogiorno giusto? No, dovrebbe essere 11 e mezza. Però come mai lui ha rinunciato? Io me ne tolgo all'ultimo momento. Ah sì? Ah, vai anche tu il bagno? No. Più tardi vuol dire in giugno. Sì. Allora, bagno Tortuga, veramente tantissima gente spettatrici, buongiorno signori. Tanta gente che sta aspettando gli ibernauti. Non sappiamo quanti saranno, ma ce ne sono un bel po'. C'è anche Tiziano Sheriff. Ciao Tiziano, tu non fai il bagno però. No, io mi spoglio all'ultimo momento. Ah sì? Ma solo per un motivo erotico. Per un motivo erotico. Ciao Tiziano. Mi hanno chiamato per questo. Quindi quasi tutto pronto. E che dire, c'è tantissima gente in questa, che sia di buon auspicio naturalmente per un 2026 buono, importante. Gruppo di portoviresi. E lui si tuffa? Sì, ma in divano. Non so chi abbia più coraggio. Tu stai ballando o ti stai scaldando? Riscaldamento. Ah, sì. Ma quando è che comincio? Che sennò qua qualcuno ci lascia le penne qua. Sì, infatti si preoccupano gli anzianotti che decidono di gettarsi. Sei pronto? No. No. Primo anno che lo fai? Sì. Ma ti stai pettendo un po'. Per adesso no. Vediamo quando devo riuscire. Vabbè. Allora voi, primo anno che lo fate? Sì. E ne siete convinti oppure cominciate a pentirvene un po'? Un pochino, però vedrò quando uscirò dall'acqua. Ah, va bene, va bene. Assistiamo alla svestizione. Già fatto? Buongiorno. Da dove venite voi? Dal Principato di Tombolo. Ah, di Tombolo? Da Qatar veniamo. Sì, un po' il sospetto con te l'avevo. Sì. È il primo anno? Sì, per noi sì, seconda volta. La domanda è, come hai fatto a convincere loro tre? Gli ho detto che è come una medicina, fai il bagno, non ti ammali più per tutto l'anno. Una garanzia. Li ha selezionati quelli con meno testa, con meno cervello, ha detto tu vieni a fare il bagno con me. Esatto. No, a me piace il brasiliano. Poi riscaldamento. Ti stiamo perdendo però. Non ce la fai. Chi? Sì, ce la farai. La macchina in fondo là. Sono andato la macchina in fondo, Io qua. Poi mettiamo la coscia anche, facciamo la coscia, la coscetta così. Spacca la macchina. Buongiorno. Buongiorno. Tu di lavoro fai commercialista, un notaio, cosa sei? Meno, Sì, più o meno. Su quella strada. Sì. Posso farti vedere? Complimenti per la Miss. Un po' fuori forma perché ieri. Ieri sono giornate particolari queste. Sì. Ma la domanda che faccio a tutti è chi te lo fa fare? Nessuno. Ah, dici proprio Autonomia. è pazzia per conto tuo. Partita IVA e via. Ma bravo. Comincia il riscaldamento. Bagno Tortuga. Ciao. Qua. E allora, anche quest'anno organizzato. Quanti sarete? Non so, allora l'altro anno eravamo circa una ventina, 25 persone. No, di più, quest'anno di più. Siamo di più. Bravo. Siamo carichi, pronti per fare il bagno. Tu sei il capopopolo? È il capopopolo, però quest'anno devo limitarmi a bagnare sulla parte bassa perché purtroppo abbiamo dei problemi. Ah, ho capito. Però, Vabbè. Ce la facciamo anche quest'anno, dai. Ciao, Ida. Si comincia con il riscaldamento.
Dai! Vai Stefano! Box! Come box Stefano! C'è anche qualcuno col sigaro già. Varia umanità. Che da sottino! Ci sono 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Forza tutti! Bravi! Bravi! L'applauso di incoraggiamento, dai! Ecco! Bravi! Bravi! Andiamo a preparare il tavolo. Ciao Rosalinda! Vieni! No, ma io non mi sento Il gruppo, vai! Dai che siamo là! e dal bagno tortuga e tutto, i Bernauti, bravi. Ciao. E che sia un 2026 fresco e di buon auspicio. Da Leandro Maggi, da Rosolina Mare, bagno Tortuga, il bagno degli Bernauti del 2026.